Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Ebbene, il Ramadan sì, la festa del papà no. Questo è lo stato del paese, del dibattito, di larghi strati della nostra società. Voi sapete, il primo caso, Pioltello, ma è un caso noto, tristemente noto a chiunque, la decisione di chiudere la scuola per festeggiare l'ultimo giorno di Ramadan. Decisione, per esempio, definita assolutamente normale da Simona Malpezzi, no? La senatrice del PD che ha la delega alla scuola. È normale per lei negare il diritto allo studio a dei ragazzi in nome del Ramadan. Questi sarebbero i progressisti odierni. L'altra storia, il contraltare di questa medaglia iperbuonista, che in realtà diventa cattivista. Perché diventa cattivista? Perché lo riporta molto bene Libero oggi, all'Istituto Comunale per l'Infanzia Ada Negri di Roma, settimo municipio di Roma Capitale, si è deciso di non festeggiare la festa del papà, che doveva in teoria essere appena festeggiata il 19 marzo. Infatti i bambini non hanno potuto consegnare alcun lavoretto, poesia, bigliettino per la festa del papà alle proprie famiglie. Ma la cosa interessante è la motivazione di questa scelta apparentemente inspiegabile. La motivazione, a quanto avrebbe fatto filtrare l'istituto, la dirigenza dell'istituto, sarebbe l'inclusione di tutte le famiglie. Ora, mettendo un attimo tra parentesi il fatto che per costoro è pacifico che ci siano 800 tipi di famiglie, per noi è pacifico che c'è la libertà assoluta di espletare i propri legami affettivi relazionali come meglio si crede, è già un po' meno pacifico che i tipi di famiglie si possano moltiplicare a casaccio. Ma al di là di questo è interessante il termine inclusione. Sapete, è un totem, no? Un mantra del politicamente corretto, e che però si capovolge nel suo opposto, perché l'inclusione di costoro esclude. È un'inclusione esclusiva. Per esempio, ha impedito di festeggiare la festa del papà, ha impedito una banalità decisiva per i bambini di quell'età, cioè di poter condividere col padre un lavoro, un pensiero fatto a scuola, che è sintomo del legame affettivo, della felicità. Ebbene, tutta questa cosa è stata esclusa, resa impossibile dal mito dell'inclusione. Vedete i paradossi del politicamente corretto spinto all'estremo, spinto addirittura contro la festa del papà. È l'inclusione che esclude. E questo non si limita alla festa del papà, che è un caso piccolo ma veramente significativo e becero, indifendibile, ma si estende a tutto l'approccio di questa ideologia contemporanea. E la loro inclusione esclude sempre, perché l'inclusione significa includere tutto tranne il barbaro uomo, maschio, bianco, europeo, occidentale, quello che è la sentina di tutti i mali, no? La loro inclusione è sempre l'esclusione di questo tipo umano, che poi è il tipo umano che culturalmente non è una questione etnica, ovviamente, nessuno sano di mente può pensare sia una questione etnica, ma culturalmente è la nostra storia, che viene puntualmente esclusa dai fanatici dell'inclusione contemporanea. E questo va, come dire, su tutti i livelli della società, su tutti i livelli della società. Quindi si escludono i classici. In alcune scuole sono stati, alcune università, soprattutto occidentali, si è smesso di insegnare i classici perché erano maschilisti. No, non è uno scherzo, cioè i greci e i latini, si è impedito l'insegnamento di classici greci e latini perché maschilisti. Quindi un caso di esclusione culturale pazzesca, in nome dell'inclusione farlocca. Tutto questo a cascata si ripercuote nel settimo municipio di Roma col divieto di festeggiare la festa del papà in nome dell'inclusione. Capite che non c'è più nessuna logica, bisogna, come dire, non arrendersi e tenere duro accesa la fiamma del buonsenso, perché il buonsenso è l'unica arma che ci è rimasta contro queste follie. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché tra poco c'è Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale, oggi con Fabio Dragoni,
uno dei principali decodificatori di quest'altra follia contemporanea che è il gretinismo. Tra poco parleremo con lui. Grazie a tutti. Avete ascoltato Libera